3. Guerra aperta sulle Olimpiadi invernali del 2026 tra la città di Torino ed il Fronte Unito Milano-Cortina. Il governatore Zaia replica con durezza alle uscite della sindaca torinese Appendino. I 5 Stelle sono matti, con loro è in pericolo la libertà, a dirlo il sindaco di Venezia Brugnaro commentando la polemica con Matteo Zoppas. 6 agenti aggrediti a Sottomarina da un uomo nudo, violento e rabbioso. Il sindacato di polizia chiede di accelerare i tempi per dotare la polizia del taser. Lavori socialmente utili per gli studenti che hanno imbrattato i leoncini. Il sindaco di Venezia Brugnaro ha anche ricevuto una lettera da parte della 22enne che ha denunciato il fatto. Daspo per 19 tifosi del Venezia e del Palermo dopo gli scontri avvenuti lo scorso giugno in occasione della partita allo Stadio Penzo. Campo Santa Maria Formosa distrutto dalla battaglia tra Spider-Man e uno dei suoi nemici. La scena parte del prossimo film girata tra la curiosità di veneziani e turisti. Torna questa sera su Antenna 3 il grande calcio, la Champions League in diretta dalle 20:45 con le sfide di Inter e Napoli seguite da Qui Studio a Voi Stadio. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. La partita delle Olimpiadi invernali in primo piano perché dopo mesi di vana diplomazia ormai guerra aperta tra la città di Torino ed il Fronte Unito Milano-Cortina. Il presidente del Veneto Luca Zaia replica con durezza alle uscite della sindaca di Torino Appendino. Sentiamo. Io sono sempre stato un inguaribile sostenitore del tridente, questo lo sapete, ho sempre detto teniamo la porta aperta a Torino fino alla fine, però mi sa che i tempi supplementari se ne sono andati, soprattutto dopo aver visto la foto pubblicata ieri da parte del sindaco Appendino, perché va bene il dibattito, vanno bene anche, dico fra virgolette, le polemiche quando sono sane, quando c'è voglia di confronto anche vivace, ma pubblicare una foto di Torino con le Alpi e una di Milano con lo smog, dico che va fuori dal fair play sportivo e quindi non ci siamo più. Dopo mesi di diplomazia, il governatore veneto Luca Zaia entra nella polemica olimpica per commentare con durezza l'uscita della sindaca di Torino Chiara Appendino, che ha definito incomprensibile la candidatura congiunta di Milano e Cortina, accompagnando l'esternazione con un discutibile fotomontaggio. Con questi presupposti, allarga le braccia Zaia, non si può fare un percorso insieme, avanti tutta con Milano. Cominciamo col dire che le Olimpiadi valgono circa 40.000 posti di lavoro e 2 miliardi di giro d'affari per il Veneto. Sono una grande opportunità di promozione, di occupazione e anche di valorizzazione di quello che abbiamo. 2021 mondiali di sci, 2026 Olimpiadi invernali. Stiamo lavorando per questo. Domani i presidenti delle 2 regioni e i sindaci delle 2 città si vedranno a Venezia per un incontro tecnico, seguito dalla presentazione alla stampa del progetto olimpico. Il tridente ci avrebbe dato la pace sociale e anche i finanziamenti dal governo, spiega Zaia, ma guardiamo avanti nella consapevolezza che siamo in grado di organizzare queste Olimpiadi con lo spirito di autonomia che ci contraddistingue. Il governo confida molto su di noi, se ci dice che le Olimpiadi le possiamo fare solo noi vuol dire che sa che l'autonomia ce la meritiamo. Dall'altro voglio ricordare che il CIO ci dà 980 milioni di euro per una contropartita che noi veneti dovremmo coprire di circa 100 milioni di euro. In totale dovrebbe essere circa 400 milioni l'esborso per avere 1 miliardo di euro. I 5 Stelle sono matti, con loro è in pericolo la libertà, a dirlo il sindaco di Venezia Brugnaro commentando la polemica tra Luigi Di Maio e Matteo Zoppas. Sentiamo. Attenzione a tutti, la libertà è veramente in pericolo con questi matti. I 5 Stelle sono matti, non hanno una responsabilità. Un attacco senza precedenti alla componente pentastellata del governo arriva dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. A far scattare il primo cittadino la polemica tra il vice premier Luigi Di Maio e il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas, reo di aver criticato il DL Dignità. Matteo ha detto una cosa, ricostruisce Brugnaro, l'hanno sentita come una protesta e allora tutti quanti addosso l'hanno minacciato. E questa cosa è l'ennesima vergogna che è successa. Il presidente Zoppas ha fatto delle affermazioni assolutamente libere, dignitose, rispettose tra l'altro, che forse hanno urtato la sensibilità di qualcuno, o ti va bene che fai protesta solo tu, e se io ti rispondo non va bene. Questa si chiama libertà e democrazia, dobbiamo difendere, per cui massima solidarietà al presidente Zoppas. E guai a chi lo minaccia.
Poi ogni giorno un ministro dice una cosa e un altro ne dice un'altra, rincara da dose il sindaco. Non è questo il modo di governare. In campagna elettorale non hanno detto faremo questo, hanno detto tutto a tutti per prendere voti. È facile protestare e offendere, si fa presto a distruggere e nel costruire conclude che non mi sembrano particolarmente efficaci. La cronaca, 6 agenti aggrediti a Sottomarina da un 36enne violento e rabbioso. Il sindacato di polizia chiede di accelerare i tempi per dotare gli agenti del taser. Sentiamo. Ci appelliamo ovviamente al Ministro Salvini, che sappiamo essere una persona altamente sensibile alle problematiche delle forze dell'ordine e lo sta dimostrando da 4 mesi a sta parte. Quello che è successo a Chioggia è incredibile, 6 agenti feriti, un vero bollettino da guerra per bloccare un esagitato, un violento. Se avessimo avuto ovviamente la pistola elettrica, tutto questo non sarebbe successo. Dura la reazione del sindacato di polizia dopo quanto accaduto a Sottomarina. 6 agenti sono intervenuti in via Arnica su segnalazione di alcuni residenti impauriti perché un uomo nudo, alterato e violento, con ogni probabilità sotto l'effetto di droga, stava distruggendo casa. Quando sono giunti sul posto, i 6 agenti hanno faticato a tenerlo a bada, tanta era la rabbia. Nemmeno lo spray urticante è riuscito a neutralizzarlo. Alla fine è stato domato, ma tutti gli agenti intervenuti sono rimasti feriti con prognosi che vanno dai 5 ai 20 giorni, ma i tempi di guarigione per alcuni potrebbero anche essere più lunghi. Ha operato in maniera veramente professionale, si sono fatti male, ma per fortuna sono riusciti a bloccare la persona con molta fatica senza causare delle lesioni a questa persona, perché se ovviamente si causavano delle lesioni a quella persona, con il classico nome, atto dovuto, magari si trovavano indagati per lesioni anche a loro volta. Per l'uomo è scattata la denuncia. Anche per questo il sindacato ribadisce la necessità di dotare del taser gli agenti delle volanti e quelli deputati al controllo del territorio. Da anni e anni che ormai tutti i sindacati di polizia lo stanno chiedendo. Il ministro Salvini ha capito l'importanza di questo strumento, è partita la sperimentazione da più di un mese, sperimentazione che sta avendo effetti altamente positivi, e per questo chiediamo di accelerare l'iter e di dotare tutte le forze dell'ordine, ovviamente gli agenti che controllano il territorio, parlo delle volanti, della polizia stradale, della Polfer, di questo strumento che è altamente necessario per la nostra sicurezza e per la sicurezza ovviamente anche delle persone che in questo momento devono essere bloccate. Ecco. Lavori socialmente utili per gli studenti che hanno imbrattato i leoncini a Venezia, l'ha dichiarato il sindaco Brugnaro, che ha anche ricevuto una lettera da parte della studentessa 22enne che ha denunciato il fatto. Sentiamo. Una lettera di scuse alla città inviata al sindaco Brugnaro, che chiede di incontrare la studente 22enne di Brescia che ha denunciato i compagni per l'imbrattamento dei leoncini. Prende le distanze così da quel gesto cui sostiene di essere estranea. Gli altri 3, 2 giovani di Assisi e una ragazza della provincia di Trento, tutti ventenni studenti all'Accademia di Belle Arti, nella lettera precisa di conoscerli poco. Intanto il comune sta pensando ad un percorso di lavori socialmente utili per i 4 imbrattatori. La città pretende le scuse, non vendette, ha dichiarato Brugnaro. Pretendiamo di incontrarli per chiudere la questione. Chi pensa di fare gesti del genere deve sapere che a Venezia non è il caso. Primo, perché li prendiamo. Secondo, perché gli facciamo fare una figuraccia. Va disincentivato l'effetto emulativo. Noi siamo forti, ha concluso, non abbiamo bisogno di vendicarci, ma se hai fatto un atto del genere ne devi rispondere. Diventeranno testimonial di ciò che non si può fare. Nel frattempo i vigili urbani hanno individuato ben 9 telecamere di vari sistemi di videosorveglianza, pubblici o privati, che riprendono il gruppetto in azione, armato di secchio di vernice e pennello. Si muovono tranquilli, probabilmente convinti di non essere ripresi, mentre invece accade. Video che racconta di come il gruppo abbia disseminato disegni il suo percorso. Oltre al disegno del bimbo con il palloncino sul Ponte del Carmine e allo sfregio al leoncino settecentesco in piazzetta, altre pennellate più piccole qua e là sullo stipite di una porta. Per tutti, compresa la 22enne bresciana, è comunque scattata la segnalazione per danneggiamento, imbrattamento o deturpamento di cose altrui, con l'aggravante che si tratta di un monumento storico. Un primo passaggio dovuto, poi sarà la procura a valutare i fatti e decidere come procedere.
19 tifosi del Palermo e del Venezia sono stati colpiti da provvedimenti di Daspo emessi dal questore di Venezia per i disordini del 6 giugno scorso durante la partita dei play-off disputata al Penzo. Prima dell'inizio una ventina di ultrapalermitani ha incrociato nell'area della Pineta di Sant'Elena alcuni supporter locali con cui hanno tentato un contatto fisico. A fermarli sono stati gli agenti in servizio. Le indagini hanno portato all'identificazione dei responsabili, ai quali è toccata una denuncia per istigazione a delinquere. Parallelamente al procedimento penale, la divisione polizia anticrimine della questura ha avviato l'iter amministrativo per l'irrogazione dei Daspo. Stessa sorte per 5 tifosi del Venezia. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, verso la mezzanotte nel tratto fra il Tronchetto e Piazzale Roma un gruppetto ha intercettato e bloccato un pullman su cui viaggiavano alcuni tifosi ospiti, tentando di aggredirli e danneggiando il mezzo di trasporto. Si conferma quindi la linea dura della questura, che nel 2018 ha emesso in tutto 56 Daspo. Dopo il principio di incendio al Teatro La Fenice e le conseguenti polemiche sul sistema antincendio, oggi a dire la sua è l'assessore al bilancio Michele Zuin. Sentiamo. Basta con le inutili polemiche di chi, pur di conquistarsi un po' di visibilità, getta fango sulla città e sull'operato di questa amministrazione creando falsi allarmismi. L'assessore comunale al bilancio Michele Zuin replica così alle polemiche che si sono scatenate su quello che sarebbe un sistema antincendio incompleto in città, dopo quanto accaduto al Teatro La Fenice. Gli ultimi interventi sulla rete antincendio sono stati fatti nel 2008, per cui dopo 10 anni, anzi direi nel 2015, noi abbiamo iniziato a metterci dei soldi. E questi sono 3.700.000 euro, più altri 3 milioni che verranno messi nel bilancio del 2019. Quindi è la Giunta Brugnaro che ha ripreso a rifinanziare appunto la rete antincendio a Venezia. Stiamo cercando di fare degli interventi calibrati per riuscire a collegare, perché lei sa che sono stati fatti a insule, diciamo, no, di zone di Venezia, in modo da collegarle e avere la più ampia distribuzione, insomma, di bocchettoni su tutta quanta la città. Zuin ha annunciato anche che in sede di bilancio di previsione saranno accorciati i tempi per la realizzazione degli interventi previsti per il 2019 e il 2020, accorpando una serie di lavori e anticipandoli all'anno prossimo. Invece di mettere 1,5 milioni nel 2019 e 1,5 milioni nel 2020, mettiamo subito 3 milioni nel 2019. Attenzione a una cosa però, che non è che manchino i soldi, ma c'è anche un intervento fisico su Venezia. Io non posso aprire 100 cantieri nella città storica per mettere gli idranti, bisogna anche farli con una certa logica in modo tale che non diano disturbo alla popolazione, alla cittadinanza e a chiunque viene a Venezia, per cui gli interventi sono calibrati in modo anche perché sia vivibile la città. E restiamo in centro storico. Campo Santa Maria Formosa, distrutto dalla battaglia tra Spider-Man e uno dei suoi nemici. La scena, parte del prossimo film dedicato all'uomo ragno, è stata girata ieri, tra la curiosità di veneziani e turisti. Vediamo. Il colpo d'occhio ha fatto balzare il cuore in gola a molti e ha suscitato più di qualche equivoco sui social, dove nelle scorse ore sono comparse le foto di Campo Santa Maria Formosa completamente distrutto. Per fortuna pietre e calcinacci sono solo di cartongesso e la scena di devastazione fa parte del set per il prossimo film di Spider-Man, le cui riprese sono in corso a Venezia. Il panorama apocalittico è stato realizzato a tempo di record per ospitare lo scontro tra l'uomo ragno e il supercriminale Mysterio. Al termine della giornata di lavoro al campo è stato restituito il consueto aspetto. Bar e trattorie della zona saranno risarcite per il mancato guadagno. La produzione del film Marvel proseguirà nei prossimi giorni a Rialto e in Rio dell'Arsenale. La troupe lascerà la laguna il 9 ottobre. Siamo stati cattivi maestri, oggi siamo idoli del male, così lo sfogo di Giampaolo Manca, ex killer della Mala del Brenta, in un'intervista esclusiva ieri sera 20:10, racconta tutto nel suo libro che ha uno scopo benefico per aiutare bambini in difficoltà e Di Maniero dice: in passato abbiamo pensato di ucciderli i figli, ma oggi mi è indifferente. Sentiamo un estratto della trasmissione.
mi telefonano a casa alle 2, alle 3 di notte, mi vedono per la strada, vogliono le foto e questi ragazzi mi dicono sei il mio idolo e io dico no, ma siete impazziti, ma quale idolo? Io sono un idolo negativo, io non voglio che voi, sì, questo libro è forte, è vero, è forte, racconta un po' delle mie imprese. C'è una fascinazione ancora per purtroppo, i criminali, per la mano del Brenta in particolar modo. Bravo, sì, perché molti mi dicono noi siamo affascinati da quella storia, da quello che siete stati, da quello che avete fatto e dico la verità, mi duole sentire queste cose perché allora siamo stati dei cattivi maestri, quindi io li scongiuro, ancora lo dico a gran voce, non dovete imitarci nel modo più assoluto. Oggi mi è indifferente, se me lo chiedeva 10 anni fa gli avrei detto no. Cioè 10 anni fa aveva la rabbia nei suoi confronti? Beh, normale, cioè Felice con i suoi comportamenti ci ha condannati tutti, perché io non dico è stato il magistrato, è stato Felice. Però oggi non mi fa né più né caldo né freddo, lui ha fatto la sua scelta, io ho fatto la mia. Io oggi credo di aver fatto un percorso che in parte ho riparato, vorrei chiederlo a lui, tu hai riparato? Però sa, Felice era quello, Felice ha sbagliato un po' tutti, molti hanno gioito per la morte di sua figlia, io no. Io no, perché non è giusto gioire, anche se per molti anni abbiamo pensato come ammazzargli i figli. Io oggi lo dico, ma forse l'ho detto un'altra volta, però perdi un figlio, credo che sia la cosa peggiore. Io sono sicuro che lui abbia sofferto. Linea alla regia ora per la pubblicità, tra poco. E rieccoci in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Parliamo ora dei tanti divieti che colpiscono i bambini nel nuovo regolamento di polizia urbana del Comune di Venezia, e contro questo che viene definito accanimento verso i più piccoli si scagliano le opposizioni, dal PD al Movimento 5 Stelle. Sentiamo. Stop al divieto per i monopattini nel nuovo regolamento di polizia urbana. La richiesta arriva dalla capogruppo PD in Consiglio Comunale Monica Sambo, che torna sul tema delle numerose restrizioni riguardanti i giochi per i bambini. In particolare i democratici puntano il dito sulle fasce orarie, secondo loro troppo ristrette, in cui è consentito ai piccoli di utilizzare il monopattino lungo le calli. Attualmente la regola prevede, il regolamento appunto prevede che non possono essere utilizzati i monopattini da nessuno, tranne i bambini minori di 10 anni, ma solo in alcuni orari, in particolare dalle 8 alle 13. E dalle 15 alle 20. Il problema è che i bambini degli asili, soprattutto delle scuole materne in realtà, e dei primi anni delle elementari raggiungono la scuola, in particolare appunto scuole materne, la scuola apre alle 7:30. Sui giochi dei pochi bambini rimasti a Venezia il nuovo regolamento è ancora più inflessibile di quello in vigore, denuncia la consigliera, un accanimento incomprensibile considerato quanto avviene quotidianamente in città. Di certo con la presenza continua di valigie, carretti e tutto insomma all'interno di una città complicata e affollata di turismo come Venezia, di certo non possono essere i monopattini di quei pochi bambini rimasti il problema di Venezia, quindi chiediamo veramente che questo regolamento venga fatto anche considerando la realtà della città, e di certo i bambini non sono il problema ma sono ben altri, quindi cerchiamo di essere realisti e di fare un regolamento che in realtà tuteli proprio in realtà la residenza e chi vuole vivere e i più piccoli, e non penalizzi invece chi vuole rimanere all'interno di questa città. Sulla stessa linea il capogruppo a 5 Stelle Davide Scano. È incredibile l'ipocrisia di fondo che c'è in questo regolamento, perché si vietano i monopattini, si vieta il gioco del pallone, ma ad esempio non si vietano le grandi navi. Le grandi navi fanno danni incredibili all'ecosistema lagunare, e invece però il problema di Venezia sono i monopattini, sono i turisti che girano con la bicicletta. Trovata nell'isola di Torcello una sepoltura databile intorno all'VIII secolo d.C. presso lo scavo archeologico dell'Università Ca' Foscari. Si tratta di un giovane adulto la cui sepoltura, ha dichiarato l'archeologo che segue i lavori, non troppo lontana dall'area che immaginavamo, essere stata adibita a cimitero intorno alla basilica nelle sue fasi alto-medioevali, di cui si è conservato piuttosto bene quasi tutto lo scheletro ad eccezione della testa. Non
non lasciamoci ingannare però, dicono gli studiosi, il ritrovamento delle parti residuali di lato destro del cranio ed il taglio di una buca di età moderna proveniente dall'alto ci indicano che la sepoltura era completa e che solo le attività successive svolte nell'area hanno determinato le mancanze di oggi. Lo scavo nella sua estensione, come rileva come nell'VIII e nel IX secolo, siano centrali per attestare l'esplosione demografica nell'isola di Torcello, presenza di fitte case di legno, moli, focolari e strutture produttive testimoniate da centinaia di frammenti di ceramica da cucina. Ed era questa l'ultima notizia. Diamo ora uno sguardo alla nostra programmazione, perché subito dopo i TG torna 20:10, questa sera ospite di Ferdinando Avarino Enrico Zanetti, ex vice ministro, in studio per commentare le ultime novità sulla manovra di governo tanto attesa nel Veneto. E poi, dopo l'edizione flash del TG Veneto, torna il grande calcio su Antenna 3 con la Champions League di Qui Studio a voi Stadio, l'attesissimo programma storico, coinvolgente appuntamento di informazione sportiva che appunto torna anche oggi in prima serata. Grande calcio, miglior calcio europeo, con i commenti delle partite, le emozioni, l'entusiasmo dei tifosi e le immancabili polemiche. In studio, nella popolare trasmissione, tantissimi ospiti con cronaca e commenti dei più importanti avvenimenti calcistici della settimana. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di giovedì 4 ottobre. Sul Veneto, come detto, la giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto e stabile. Sulla nostra regione, infatti, sarà soleggiato su tutti i settori. Il cielo risulterà sereno o al massimo velato ovunque. Non sono attesi fenomeni degni di nota. Temperature in lieve aumento, con minime tra 9 e 13 gradi. Massime comprese invece tra 19 e 23 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità. Al mattino il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, ma non sono previste ulteriori conseguenze. Ampio soleggiamento ovunque, specie dal pomeriggio, con cielo sereno su tutte le province. Temperature anche in questo caso in lieve aumento, con minime tra 9 e 11 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 20 e 23 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, bel tempo anche sulla nostra regione. Sarà dunque asciutto e stabile e anche ampiamente soleggiato su tutti i settori, con il cielo che risulterà sereno o poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 9 gradi. Le massime, invece, oscilleranno tra i 23 e i 26 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.